Euroregione News. Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Un 2016 ricco di innegabili successi per il centrodestra unito in regione. Dopo aver preso atto della nomina di Riccardo Riccardi da parte di Silvio Berlusconi, a Sandra Savino ho espresso le mie perplessità per quanto concerne questa nomina e come riusciranno a condividere la candidatura di Riccardi con le altre forze di centrodestra per la corsa alle regionali. Insomma, quali sono gli auguri per il nuovo anno? Ci siamo sempre riusciti, nelle città grandi. Non vedo perché non dovremmo riuscirci anche per quanto riguarda la coalizione per le prossime regionali. La disponibilità all'ascolto e all'apporto di idee da parte di Forza Italia c'è e quindi non vedo quale tipo di problemi ci possono essere. Come a Codroipo, come a Trieste, come a Pordenone, come a Cordenons, come a Monfalcone faremmo anche in Regione Friuli Venezia Giulia. Gli auguri che posso fare possono andare in una sola direzione, quella di augurare a tutti un 2017 di salute e di serenità. Poi la politica è un'altra cosa, le soddisfazioni non mancheranno, sono sicura, c'è un popolo che lavora, c'è un popolo che vuole tornare a governare la regione Friuli Venezia Giulia, quindi questi sono i miei auguri per questo prossimo anno. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.